Assessore Bini, presentate oggi le strategie per la montagna che necessita sempre più di investimenti e di qualità. Beh, questo non lo dice solo la Giunta Federica, ma ce lo chiedono a voce alta gli operatori e i turisti che fruiscono di questi servizi. Noi ci siamo impegnati in maniera importante, 21 milioni di euro per quanto riguarda i poli, 10-12 milioni andremo ad investire anche con il nuovo polo di Sappada, insomma una presenza concreta per il sostegno della nostra montagna. Quello che chiederemo a Promoturismo sarà di velocizzare gli investimenti e questo significa far ripartire anche l'economia del territorio, nuovi posti di lavoro, nuove strutture ricettive, insomma ridar lustro a un territorio meraviglioso come quello della montagna. Quali sono le novità della stagione invernale alle porte? Beh, le novità sono diverse. Innanzitutto una programmazione condivisa tra tutti i poli, una specializzazione dei poli stessi e servizi ulteriori, servizi più moderni, servizi che ci vengono richiesti in maniera puntuale dai turisti. Dottor Gomiero, quali sono le novità del piano strategico montagna 365? Anzitutto il fatto che si parta dall'estate. L'estate negli obiettivi strategici che abbiamo fissato è quella che forse ha l'ambizione più forte. Noi pensiamo che lì arriveranno le nostre grandi crescite. Il secondo elemento fondamentale è come leggiamo la montagna. Noi vogliamo leggere la montagna con i 6 poli sciistici d'inverno e quello è quello che è avvenuto finora, ma vogliamo leggere secondo 10 ambiti, quindi allargare quella che è la pianificazione della montagna ai luoghi come Gemona, ai luoghi della Carnia, ai luoghi delle Alpi Giulie e usare la montagna completamente. D'altra parte il fatto di avere meno freddo, meno neve amplia quella che è la potenzialità di avere meno pioggia e più giorni di sole. Una delle novità che lei ha anticipato sarà un sistema di card unico per tutto il Friuli Venezia Giulia. Sì, questa è la nostra visione. Partiamo con la montagna. Ecco, la montagna sarà il luogo dove noi sperimenteremo questo nuovo sistema. Siamo in chiusura di gara in questi giorni e cominceremo ad adottarlo in montagna. Quindi non sarà solo la lettura di uno ski pass, sarà la lettura di un'esperienza sciistica, sarà la prenotazione del locker in cui mettere gli scarponi, sarà la prenotazione del parcheggio, sarà la prenotazione della ristorazione o dell'albergo. In questo senso aiuteremo il turista a fruire di un'esperienza completa e positiva. È chiaro che questa tipologia di esperienza la possiamo applicare non solo poi al mondo dello sci, ma la possiamo applicare al mondo della spiaggia piuttosto che al mondo dei nostri musei. In questo senso la montagna è il pilota, è il progetto pilota per poi farne una card e un sistema regionale. Ci saranno degli aumenti per quanto concerne le tariffe? Allora, noi abbiamo una strategia molto chiara, manterremo inalterate quelle che sono le tariffe degli ski pass stagionali, manterremo l'attenzione alle famiglie mantenendo lo stesso sconto percentuale del 35%. Entrambe queste due voci sono ferme da 8 anni. È chiaro che cercheremo però di razionalizzare, di pulire tutto un groviglio che si era fatto negli anni. L'anno scorso abbiamo cominciato, quest'anno continueremo, lo completeremo con l'anno prossimo. Incrementeremo solo leggermente gli ski pass giornalieri di un caffè.